festival sull'educazione per ragazzi, ragazze, genitori, per tutti. Si svolge qui alla scuola Lorenzo da Ponte. Noi siamo qui per accogliere le persone che vengono a guardare questo festival in diretta. Oggi ho partecipato al mio primo incontro con Educhiamoci. Mi è piaciuto molto l'incontro e la spiegazione data e sono stata anche abbastanza attenta. Abbiamo avuto e continuiamo ad avere riscontri positivi e la cosa interessante è che i riscontri ci vengono dai genitori e dagli insegnanti, cioè dalle persone, da tutti quegli educatori a cui noi abbiamo pensato di rivolgere l'attenzione. Il titolo che abbiamo scelto per questa terza edizione di Educhiamoci è Ci vuole coraggio, perché viviamo in un tempo che ci pone di fronte a moltissime sfide come adulti, sia come genitori che come educatori, insegnanti, professionisti della cura a vario titolo. Il Festival dell'Educazione, se non è l'unico, certamente è uno dei più importanti, per il semplice fatto che l'educazione è il grande problema dei giovani di oggi. Secondo me sbagliano ad educarci quando non ci danno fiducia, perché noi sappiamo fare le cose. L'idea è veramente di portare l'attenzione a ciascuno di noi e ad un contesto sociale, all'intera cittadinanza, a una comunità che intende educarsi per essere poi più efficace nell'educazione. Questo come si traduce nei fatti? Certamente con il contributo di grandi relatori, ma anche con una serie di iniziative rivolte agli insegnanti, ai genitori, quindi dei laboratori serali con degli esperti che li coinvolgono attivamente e anche ai ragazzi stessi che incontriamo in classe. Sono venuto molto volentieri qui e sono soddisfatto di essere venuto perché ho sentito una recezione da parte del pubblico eccezionale. Sono stati attenti, molto attenti e empatici con quello che dicevo. Non potevano venirci, il programma è veramente uno di quelli giusti. Chi fa il mio mestiere e che si occupa anche di adolescenti ha veramente bisogno di portare quello che è il suo punto di vista anche in mezzo ai ragazzi. Penso che queste siano le occasioni giuste poi per far incontrare chi fa la mia professione con gli studenti. Grazie a tutti per aver invitato Emergency a partecipare a questa iniziativa bellissima, Educhiamoci, con un tema quest'anno importante come il coraggio, perché ci vuole coraggio davvero ad affrontare la quotidianità. Sono troppo pochi i genitori che si preoccupano dell'educazione dei figli, quali non crescono come le piante, e dei professori che, non so, se hanno delle attenzioni per tutti i processi necessari che distinguono l'istruzione, che è un passaggio di conoscenze, ma come diceva Platone, la mente si apre se prima hai aperto il cuore. In educazione pensare la propria azione educativa con il cuore è fondamentale. Abbiamo invitato molti relatori provenienti da diversi campi di esperienza che hanno approfondito questo tema considerandone varie sfaccettature e credo che il risultato sia stato proprio quello di poter considerare insomma tutti gli aspetti che possono fare la differenza per la crescita dei più piccoli. Il mio ruolo, ovvero quello di ospitare la gente in aula magna, mi è piaciuto molto, mi ha dato anche un senso di responsabilità. I ragazzini della scuola media vengono a dare un contributo molto prezioso, molto utile al nostro festival, occupandosi del servizio di accoglienza. Mi è piaciuto molto anche quando ha fatto la differenza tra i padri e i maschi, mi è piaciuto molto questo esempio. Siamo convinti, come amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che per educare i bambini dobbiamo prima essere educati noi educatori. Educhiamoci è un festival che credo sia importantissimo, quindi faccio i miei complimenti agli organizzatori perché quello che serve in ogni territorio è proprio parlare di questi temi. Banca Prati San Biagio è presente in questa edizione, è presente perché i temi trattati, che sono soprattutto quelli della comunicazione, della formazione, alunni, insegnanti, genitori, rivestono una grande importanza per il presente e per il futuro del territorio. Credo che sia importantissimo iniziare ad affrontarla partendo proprio dalle scuole e dagli studenti, che sono anche non solo la speranza del futuro, ma anche credo la concretezza del presente. Quindi questa è la filosofia che sta alla base di Educhiamoci, che per 3 anni ci e vi ha accompagnati e che ci accompagnerà anche nelle prossime edizioni. Non vedo l'ora che sia domani, che sono ancora qui.